CP, buongiorno. Sai, devo dirti una cosa. Raccontavo, insomma, riflettevo con me stesso, parlavo con me stesso, no? E dicevo sempre, no, che questa mia vita lavorativa anche, no? Quindi questa mia quotidianità, ecco esatto, questa mia quotidianità che mi ero creato, ben poco si discostava dalla quotidianità di tutti gli altri, no? Della società, in quanto io comunque seguivo un orario, una sveglia, un tot ore lavorative, eccetera. Invece, ultimamente in questi giorni CP, Gioia, sì, complice che tu sei stato un po' malino, siamo dovuti star fuori fin tardi ieri, esatto, io anche sono. Questi giorni ci stiamo alzando tipo alle 9, 9 e mezza, adesso sono quasi le 10, dobbiamo ancora uscire e poi c'è da lavorare, eh? E questo è un pro. Mi fa sentire una sorta di senso di colpa, se proprio devo analizzare me stesso. Un po' come l'aver infranto un patto non scritto con la società. Ma digli CP, io e te non abbiamo firmato niente. Beh, il tutto non è neanche gratuito perché, sai, da sempre c'è stato questo patto tra l'individuo e la società, un patto sostanzialmente commerciale, dove l'individuo vende la propria libertà o parte giustamente della propria libertà, non dobbiamo sempre vedere o il bianco o il nero, in cambio della sicurezza che gli offre la società. La sicurezza intesa a 360 gradi, quindi non solo la sicurezza economica, ma anche la sicurezza alimentare, cioè il fatto di trovare del cibo che è la fonte primaria, una delle fonti primarie della vita di un essere umano, piuttosto anche che la sicurezza di vivere in una zona lontana dalle belve feroci, piuttosto che la sicurezza di avere un qualcuno che ti sistema la gamba se ti spacchi qualche osso e via discorrendo. E questo, CB, è stato questo contratto sociale, ma suona un fiato da Jean-Jacques Rousseau, che l'uomo, il singolo, l'individuo, il singano errante, stipulò e tuttora stipula con la società. Ma in fondo anche io e te, per quanto brutto che sia, abbiamo stipulato una sorta di accordo, voglio dire. Tu, diciamo, stai con me perché ti do questa sicurezza della cuccia e soprattutto del mangiare. Certo, non è assolutamente solo questo, per carità c'è anche dell'affetto, almeno sulla maggior parte dei cani è così, a differenza altri animali invece seguono solo la casa di chi gli dà da mangiare e da scaldarsi, ok? Però comunque diciamo, se il CP fosse libero e io non le dessi da mangiare un posto caldo, ovviamente verrebbe a trovarmi, ma in quantità ovviamente decisamente inferiore. Vero CP? Ma è giusto, te sarà mia mona, Dio caro. Se no mangio un camuna. I consigli del nonno, perché guarda che sono cazzate ma fanno girare i coglioni. Alle nuove generazioni le vedo sempre col bunigolo fuori, le caviglie fuori e scarpe praticamente estive anche con la neve. No, i piedi devono essere sempre ben coperti e protetti non solo dal freddo ma soprattutto anche dall'umidità, e la pancia anche quella coperta, è il resto che puoi scoprire, le spalle, le braccia, le gambe, perché quelle sono le parti più calde e meno, come si dice, vulnerabili del nostro corpo. Qua invece si fa il contrario, ok? Vediamo i giubbottoni, no? Da North Face, da spedizione in Groenlandia, Dio caro, e a vita altissima, le ragazze qua panza franca d'inverno e tutti con queste scarpette da non so, da battido, dica CP, da battesimo. E invece tu devi portare avanti quell'antica formula che ci fu tramandata dai nostri antenati, che era vestiscete. Ci hai pensato perché come mai certi maestri orientali, santoni, pensatori, eccetera, eccetera, parlavano anche di queste cose, cioè Plutarco che aveva su con l'alimentazione vegetariana, un altro che aveva su col pulirsi la lingua appena alzati dal letto, eccetera, 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 perché oltre vabbè, ad essere delle cose che ti fanno ovviamente vivere meglio e bene, secondo me, quando ti parlavo delle varie vite, no? Un po' la Secret Life di Leonard Cohen, la vita parallela, ossia oltre la vita che racchiude l'immagine di te, c'è anche la vita che racchiude l'immagine che tu ti stai creando, no? E in questa immagine che tu ti stai creando, se inizi a camminare
facendo cose stupide, tipo il vestirsi leggerissimo d'inverno e dopo dire brr che freddo come i scozzesi, che varie tirare quattro stramusoni, ovvio che poi distinto, essendo una base comportamentale, una base di pensiero, un'attitudine, ovvio che anche dopo tutto il resto è stupido. In sostanza, abituate a non essere stupido. Il cane con i capelli quando andava per la strada si molleggiava. Se passava davanti a una vetrina si rimirava, si pettinava. I suoi capelli che erano finti e belli, disperazione dei suoi fratelli. Non s'è mai visto, non s'è mai visto un cane con i capelli